rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Grazie per essere a questo appuntamento tradizionale oramai con una selezione di Miss Italia. Io chiederei subito per applauso per Marco Spanio. Lo facciamo perché è lui che ci accompagnerà, ci ha accompagnato all'inizio di questa serata con la sua musica. Tra l'altro è uno degli ospiti fissi di questo straordinario locale. Quindi grazie Marco, e poi ci farà un po' da regia musicale questa sera. Poi ovviamente approfitteremo anche della sua bravura e della sua capacità per ovviamente approfittare di lui per l'esecuzione di alcuni brani musicali. Villa Momis, quanti anni ormai che ci troviamo qui ed è davvero un grande piacere. Io ringrazio la famiglia Poletto, Massimiliano, Luca, la signora, facciamo questo applauso, sento che era partito un applauso citandoli. Ovviamente li vedremo più tardi, adesso sono impegnatissimi nella loro bellissima cucina a prepararci delle cose ottime. Noi invece siamo qui per andare ad assegnare un titolo importantissimo perché parliamo di Miss Miluna Villa Momis. Miss Miluna è un partner storico di Miss Italia con i suoi gioielli. Tra l'altro tutti quanti noi sappiamo che quella bellissima corona che viene posta sul capo della vincitrice di Miss Italia, così come pure delle ragazze che vincono le varie selezioni, è proprio proposta da Miluna. Poi ovviamente avremo una gioielleria Garbin di Adria, che questa sera rappresenta questa bella azienda, ma insomma avremo modo di raccontare tante cose. La cosa importante è che abbiamo 21 ragazze prontissime per affrontare questa passerella importante, questa sfilata a bordo piscina, ma io prima vorrei presentare un ospite, perché c'è colei che la fascia di Miss Miluna se l'è già giusto anno ed è la fascia più importante della regione, visto che lei è Miss Miluna Veneto 2021, che ha rappresentato la Regione Veneto alle prefinali nazionali di Miss Italia. E con noi Martina Buttaci. Vai! Intanto ci farà questa prima passerella, poi nel corso della serata la conosceremo, perché ovviamente è una nostra ospite. Potrebbe tra l'altro aver condiviso il palcoscenico e il camerino con altre ragazze che partecipano questa sera, perché poi il bello di Miss Italia è proprio questo, che le ragazze partecipano, ripartecipano l'anno seguente, quindi questo è sempre molto piacevole. Pronti? Possiamo cominciare? Marco, ti chiedo di far partire la sigla. Bene, ed ora credo che possiamo davvero cominciare a presentarle una a una le nostre candidate al titolo di Miss Miluna Villa Momis, e a questo punto andiamo con la concorrente numero 1, con la prima concorrente, prego. Concorrente numero 1, vai! Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 22 anni, vengo da 2 Carrare e nella vita sono... Falli impiegate nella vita, vai, concorrente numero 1. Concorrente numero 2, la seconda concorrente. Io lo dico sempre al pubblico, cito molto il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le concorrenti. Buonasera a tutti, sono Giorgia Franchina, ho 22 anni, sono di Piove di Sacco. Nella vita lavoro presso un concessionario e nella vita pratico karate a livello agonistico. Molto bene.
Abbiamo la concorrente numero 3. Ciao a tutti, mi chiamo Lisa, ho 24 anni, vengo da Cavarzere e nella vita sono un'educatrice alla scuola primaria. Hai detto tutto? Vai! Buonasera a tutti, sono Aurora, ho 17 anni, vengo da Campolongo Maggiore e frequento il Liceo delle Scienze Umane. Aurora, corrente numero 4, fa il suo stop davanti alla giuria e andiamo con la prossima. Yeah. Buonasera a tutti, io sono Giulia, vengo da Mestre e studio recitazione, doppiaggio e canto. Molto bene, vai Giulia, concorrente numero 5. Buonasera a tutti, sono Veronica Boscolo, ho 20 anni e vengo da Chioggia in provincia di Venezia. Nella vita ho studiato per diventare organizzatrice di eventi. Molto bene, grazie. Buonasera a tutti, sono Anastasia, ho 20 anni, vengo da Casale sul Sile in provincia di Treviso e nella vita faccio la parrucchiera. Molto bene, grazie. Anastasia. Numero 8, vai. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 22 anni, vengo da Legnago e nella vita faccio l'infermiera. Molto bene. Buonasera a tutti, sono Giulia, ho 27 anni e abito a Fabro. Nella vita lavoro per una ditta che produce sonde di temperatura. Molto bene. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 21 anni, vengo da Arzignano e sono una studentessa in giurisprudenza. Molto bene. Numero 10.
Barbieri Maddalena, vengo da Camisano Vicentino, 19 anni. Mi sono appena diplomata in biotecnologie e l'anno prossimo continuerò a studiare biotecnologie. Molto bene, grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Pilla, ho 22 anni e vengo da Venezia e di professione gondoliera. Molto bene. Ho anche altre passioni, oltre alla gondola, studio canto, pianoforte, ho studiato per molti anni contraverso, songwriting, compongo e ovviamente un altro sogno sarebbe Miss Italia. Grazie mille. Bene, vai, concorrente numero 12, Sara. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni, vengo da Vedelago e nella vita faccio la parrucchiera. Molto bene. Martina. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the... Buonasera, mi chiamo Elettra, vengo da Marcon e nella vita studio arte del vetro a Venezia, anche se sono appena tornata da 6 mesi in Danimarca per studiare e imparare una nuova. Bellissimo, numero 14. Buonasera a tutti, sono Adriana, ho 24 anni, vengo da Vicenza. Nella vita sono un'imprenditrice e studentessa di scienze biologiche, ambisco a diventare biologa nutrizionista. Hai detto tutto, vai! Buonasera a tutti, sono Enrica, ho 25 anni, vengo da Adria, di professione faccio la barista. Molto bene, vai! Ho appena finito il quinto anno di ragioneria e sono affascinata dalle lingue e dalle culture e non per questo so 4 lingue. Quali? Italiano, spagnolo, tedesco e inglese. Molto, grazie, vai!
Buonasera a tutti, sono Eleonora, nella vita studio Relazioni Internazionali e Diritti Umani, sono campionessa europea giovanile di scherma e faccio parte della protezione civile. Molto bene. Buonasera a tutti, mi chiamo Ashley, ho 25 anni, ho una laurea in diritto dell'economia e una in economia e management, entrambe conseguite con il massimo dei voti, e nella vita faccio l'impiegata. Molto bene, molto bene. Buonasera a tutti, sono Lucia, ho 18 anni e vengo da Padova. Nella vita studio scienze dell'educazione e coltivo una grande passione che è quella della danza. Infatti studio danza classica e moderna da quando ho 3 anni. Molto bene. Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 22 anni, vengo da Cavarzere e nella vita faccio l'impiegata. Molto bene, grazie. Ed ora, prima del passaggio di tutte le concorrenti in body per il secondo voto, che poi è quello definitivo, io vorrei, l'abbiamo presentata prima, che Martina Buttacci mi raggiungesse subito in postazione. Comunque Patrizia Meridiani, la nostra patrona, al quale rivolgerei un applauso, perché credo che Patrizia lo meriti. In questi anni, proprio sono stati anni incredibili, pensate, nel 2019 Miss Italia in diretta su Rai 1, nel 2020 è successo quello che è successo e comunque con una formula diversa dal solito Patrizia è riuscita comunque a eleggere la sua Miss. Nel 2021 comunque il momento non proprio semplicissimo, in più puntate, se così possiamo dire, le prefinali a Roma, poi in 2 momenti diversi a Venezia, però abbiamo eletto la nostra Miss. Tra l'altro tu l'hai conosciuta, Zeudi, è una ragazza straordinaria, io dico sempre abbiamo trovato una Miss, non abbiamo, però parliamo così perché anche noi in qualche modo facciamo parte della famiglia, essendo coinvolti, è una ragazza davvero straordinaria. Tu hai vissuto tutto questo, cosa ricordi dei giorni delle prefinali, del tuo arrivo a Roma, di questo mondo? Allora, intanto io e le ragazze del Veneto ci siamo organizzate prima, giustamente abbiamo stretto un'amicizia bellissima che portiamo avanti tuttora. All'arrivo a Roma, insomma, è stato tutto veloce, sono stati 2 giorni incredibili, pieni di emozioni, li ricordo come sicuramente ansiogeni. Io lo dico con questo termine, ansiogeno, perché è stato un mix di tante cose belle, anche un po' brutte, insomma, perché... Belle emozione, sì. difficile. Emozione. Quindi io do un consiglio alle ragazze, quello di seguire sempre i propri sogni, anche se non dovesse andare bene, se dovesse andare bene, se dovesse andare male. Ci sono altre tappe in caso,
sicuramente, come diciamo noi, Miss Italia non finisce, fino a quando non si spegne la luce non finisce, quindi devono sempre provarci. Martina, io ti ringrazio innanzitutto per essere venuto a trovare e ci vediamo magari poi per le premiazioni, perché ovviamente con Massimiliano, Poletto e tutti gli altri ci sarà anche tu. Okay. Grazie Martina Buttacci, Miss Miluna Veneto 2021. Ed ora andiamo avanti, rivediamo le nostre concorrenti, in questo caso fanno l'uscita in body, quindi lasciamo che si concentrino solo sulla sfilata e abbiamo già sentite parlare, si sono già presentate adesso. Le presenterò io. Pronta Chiara? Vai! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds have put the work in, we got some work, man. I started to grow. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Le ragazze in gara ovviamente hanno terminato il loro percorso e dirò una cosa importante, è terminata per loro anche l'aspetto gara.
perché la giuria ha dato la sua preferenza nelle prime 2 uscite, più tardi ci sarà un'uscita in costume da bagno, ma sarà solo una sorta di sfilata, anche perché serve anche alle ragazze per fare un pochino più di esperienza, perché io lo dico, 6 ragazze di questa sera accederanno direttamente alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, 83esima edizione. Sono pronte per offrirvi una sfilata di moda mare, quindi con i loro costumi da bagno, e quindi ragazze, una a una, ovviamente questo lo dico fuori gara, qui non c'è nessuna competizione, le ragazze potranno sfilare liberamente senza comunque la tensione e l'emozione della gara, perché comunque il titolo è molto importante. Quindi a voi ragazze la passerella è tutta vostra. Non tuffatevi in piscina, anche se con costume da bagno sarebbe l'abbigliamento più adatto, perché poi insomma non credo ci potrebbe essere qualche problema per l'uscita futura che dovremo fare. A voi le nostre bellissime 21 candidate al titolo di Miss Milona Villa Momis. love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be scared.
crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life. Intanto stiamo preparando per il momento delle premiazioni, credo interverrà Massimiliano. Io voglio un applauso per Massimiliano, Luca, la mamma, tutta la squadra di Villa Momis che vi offrono queste e tante altre serate di intrattenimento. Tra l'altro credo sarete fedelissimi dei vari social, della pagina Facebook di Miss Italia, di Villa Momis, dicevo anche di Miss Italia, perché poi magari tante cose vengono ricondivise nei prossimi, già questa notte credo ci sarà già i nomi, le foto delle vincitrici sulla pagina Miss Italia Veneto. A questo punto posso andare, Paola, con la premiazione? Sì, posso andare. Sesta classificata, ricordo che tutte le prime 6 classificate sono ammesse alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Sesta classificata è la concorrente numero 5, Giulia Caramel di Mestre. Just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Molto bene, fatta la foto. Quinta classificata, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, e la concorrente numero 15, Adriana Danojlic. Andiamo al quarto posto. Quarta classificata, anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 11, Maddalena Barbieri di Camisano Vicentino, provincia di Vicenza. Andiamo in alto sul podio, arriviamo alla terza classificata.
Terza classificata è la concorrente numero 1, Chiara Masiero di 2 Carrare, provincia di Padova. E siamo arrivati alla seconda classificata che si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, assegnata a tutte le seconde classificate nelle selezioni. Lei è la concorrente numero 19, Ashley Milani di Taglio di Po, provincia di Rovigo. Vedo, io mi scuso se volto le spalle al palco, però mi piace insomma guardare voi. Siamo pronti per la prima classificata. Vedo pronto Massimiliano con la fascia di Miss Miluna Villa Momis. C'è prontissima anche con la corona Paola. Abbiamo Garbin con il gioiello Miluna. Manca solo il nome della vincitrice. Vince il titolo di Miss Miluna Villa Momis la concorrente numero 17, Alessandra Marin di Porto Viro. Io però vorrei un applauso speciale perché questa sera ci sono tra le concorrenti anche delle ragazze che hanno già raggiunto l'obiettivo delle finali regionali. Possono ripartecipare come regolamento per poter vincere solo il primo titolo perché sono già finaliste. Ovviamente noi non sappiamo se sono arrivate seconde, terze, quarte, però loro sono già finaliste, sono venute con noi questa sera ed è per questo che io comunque vorrei presentarle. Fate solo un passo avanti. La numero 4, Aurora, lei è già una finalista regionale di Miss Italia. Poi c'è la numero 6 che è Veronica, un passo avanti anche tu. Poi abbiamo Martina, la numero 8. Poi abbiamo la numero 10 Andrea Vittoria. Poi abbiamo Sara, la numero 12. Martina, la numero 13 e la numero 20 Lucia. Con loro Alessandra, Ashley, Chiara, Maddalena, Adriana e Giulia accederanno alle finali regionali insieme alle altre ragazze che vi ho presentato. Poi ovviamente per tutte le altre abbiamo ancora altre selezioni, quindi per loro Miss Italia non finisce assolutamente qui, anzi avranno sicuramente l'opportunità di rifarsi. Grazie a Villa Momis, grazie a Massimiliano, Luca Poletto, alla signora. E grazie a voi per averci accolto con tanta simpatia, per averci fatto compagnia. È stato come sempre un grande piacere essere qui insieme a voi in questo giardino straordinario. Grazie a Gili Ferro, grazie Mario, grazie anche a te e grazie a Marco Spagno che ci ha fatto compagnia con la sua bella voce, con i suoi strumenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, grazie.